Buongiorno Massimo, Buongiorno a lei, professore. e le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, cosa fa, in quale azienda. Sì, io mi chiamo Massimo Fiori e sono il direttore generale della FOS Italia, quindi della filiale italiana della nostra multinazionale. Bene, lei è qui perché lei e la sua azienda avete deciso di partecipare al progetto Job Week Veneto, promosso da Unione Camere Veneto con le Camere Provinciali e con la direzione scientifica dell'Osservatorio Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, perché avete dei job che proponete a laureati e laureate under 30. Di che job si tratta? Qual è la loro denominazione? Quali sono le conoscenze richieste e quali sono le skill gradite da parte di queste persone. Prego. Perfetto, allora noi siamo un'azienda che si occupa di soluzioni, quindi vendiamo, diciamo, vendiamo strumentazione nel settore controllo qualità di tutto il comparto agroalimentare. Quindi vendendo strumentazione, principalmente le figure che andiamo a ricercare, che interessano la nostra tipologia di business, sono figure che abbiano delle skills, delle conoscenze in ambito principalmente elettronico, elettrotecnico, informatico. Questo perché vendendo strumentazione abbiamo necessità di supportare i nostri clienti nel momento in cui hanno esigenze come una riparazione di uno strumento o un'esigenza applicativa per lo sviluppo di nuove calibrazioni. Quindi ovviamente le nostre risorse, quindi le persone che ci seguono dal punto di vista principalmente tecnico, che poi sono le figure che stiamo cercando in questo momento, devono avere queste doti, quindi trattandosi di strumenti elettronici, ovviamente che tra l'altro possono essere anche controllati e verificati da remoto, le conoscenze che andiamo a ricercare sono principalmente competenze in ambito elettronico, elettrotecnico, informatico, come le dicevo, principalmente afferenti a queste branchie di conoscenze, ecco, diciamo. Grazie Massimo. E in termini di conoscenze linguistiche e abilità relazionali? Sì, allora, anche queste sono abbastanza importanti in quanto noi siamo una multinazionale, quindi ci interfacciamo anche con casa madre, con altre filiali. Tutte le nostre strumentazioni vengono prodotte in tutto il mondo, quindi ovviamente se il nostro service engineer ha necessità di diciamo, interfacciarsi con i colleghi all'estero per del supporto, controllare dei manuali, ovviamente le conoscenze linguistiche e nella fattispecie l'inglese sono abbastanza importanti. Inoltre, dovendosi comunque il service engineer interfacciarsi con dei clienti che molte volte hanno delle necessità, delle problematiche, è importante che questa persona abbia delle buone doti relazionali, perché molte volte le persone con cui ci si interfaccia hanno dei problemi, hanno delle necessità e quindi siamo qui come diciamo per supportarli nell'aiutarli nelle loro problematiche. Grazie Massimo. E intuisco che la sua azienda è inserita in un'azienda più grande internazionale. Ci può brevemente dire che cosa fate e dove siete presenti? Sì, allora noi siamo la FOS, io dirigo la FOS Italia, quindi la filiale italiana di questa multinazionale, che è una multinazionale danese, però ovviamente con più di 1500 dipendenti in tutto il mondo ed sedi poi in tutto il mondo. La filiale italiana conta più o meno 40 persone, di cui la metà afferiscono alla parte tecnica e l'altra metà alla parte amministrativa e vendite. Comunque siamo una società che vende strumentazione. Il nostro principale business è, quindi come dicevo prima, vendita e assistenza di strumentazione nel controllo qualità del settore agroalimentare. I nostri principali segmenti sono il settore della produzione del vino, quindi supportiamo i clienti che devono produrre vino, o il settore brassicolo, quindi anche la produzione della birra, anche il settore cerealicolo, quindi aziende che devono controllare farine o cereali utilizzano i nostri strumenti, o addirittura per arrivare anche al settore di produzione della carne, quindi l'hamburger o il salame. Molte volte in fase di produzione le materie prime vengono controllate con i nostri strumenti. E
per parlare di altri anche settori, però tutto il comparto agroalimentare, quando si parla di controllo qualità, noi siamo azienda leader in questo settore con controllo qualità, e quindi la maggior parte dei prodotti che noi come consumatori andiamo a trovare nei supermercati vengono generalmente controllati in fase di produzione con i nostri strumenti. Grazie Massimo anche per questa precisa illustrazione delle applicazioni, degli ambiti di applicazione dei vostri prodotti. E adesso un paio di buone ragioni che dovrebbero suggerire a una persona: io mi voglio candidare proprio per questo job in questa azienda. Allora, le motivazioni che potrebbero portare un laureato, una laureata ad investire, diciamo, del tempo nella nostra azienda sono innumerevoli. Vado ad elencare le principali. Come dicevo, noi siamo una multinazionale molto strutturata, quindi per una persona che esce dall'università e che va a cominciare una realtà lavorativa è importante potersi interfacciare con una realtà ben strutturata come la nostra. Siamo un'azienda che sia a livello di innovazione, sia a livello proprio di struttura organizzativa è al top per quanto riguarda ovviamente strutture organizzative del genere, e entrare in un'azienda come la nostra dà l'opportunità sicuramente di creare un percorso di crescita non da poco, e mettere in pratica quello che per lo studente ha visto soltanto in teoria fino a qualche anno prima. Bene, grazie Massimo per questa conversazione e grazie per aver partecipato al progetto e buon lavoro. Grazie mille a voi dell'opportunità, e grazie a voi e a presto.